E rieccoci con questo ciambellone di cioccolato bianco Esatto. e limoncello. E io ti ho portato un vino particolare, un passito da incrocio Manzoni. L'incrocio Manzoni è appunto l'incrocio tra il Pinot Bianco e il Riesling Renano. E questa è una sperimentazione, così un prodotto molto particolare che viene fatto dall'azienda Ornella Bellia. Il suo nome è Pensiero d'amore. Pensa che stampando la bottiglia mi sono anche accorta che c'era il cuoricino stampato nel tappo. E cosa c'è scritto qua? La forza della famiglia, ma è bellissima questa cosa. Sembra uno stampino, sai? Sì, è molto bello, particolare, è stata studiata nel dettaglio sia l'etichetta che tutto il packaging del prodotto. Bello. È bello lucente, vivido, quasi con dei riflessi dorati, e denota già una bella consistenza che viene data sia dall'appassimento che dal tenore alcolico. Okay. Lo avviciniamo all'olfatto. Piacevolissimo, questo cedro candito proprio netto, ben delineato, quasi dello zenzero candito, singolare davvero, sì, molto molto bello. Lo assaggiamo? Lo assaggiamo? Sorso dolce, avvolgente, piacevolissima avvolgenza e questa consistenza zuccherina piacevolissima che secondo me col cioccolato bianco trova una perfetta armonia. Posso dire che è speciale, veramente. Bene. Un po' come tutti i vini che insomma voi dell'Ice ci portate. Cin. Allora, noi ci vediamo tra poco, naturalmente noi continuiamo a degustare.